Buonasera a tutti voi e ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Ha colpito al collo il patrigno, probabilmente con un oggetto appuntito, mentre si trovava in auto assieme a lui e alla madre, una vicenda che presenta ancora alcuni coni d'ombra. È successo a Lignano City nel pomeriggio, la famiglia era appena arrivata per assistere al Biker Fest. Indaga la polizia locale. Singolare fatto di cronaca a Lignano attorno alle 14 di oggi su un'auto in corsa che stava percorrendo via Codroipo all'altezza di Lignano City. Sul veicolo stavano viaggiando una famiglia della destra tagliamento, a bordo un uomo, la compagna e il figlio di quest'ultima. Probabilmente al culmine di una discussione avvenuta fra il giovane e il patrigno, il primo ha estratto un corpo contundente, forse un coltello o un punteruolo, sferrando un colpo al collo dell'adulto che ha arrestato subito la marcia. Immediato l'intervento del 118, intervenuto con un'ambulanza partita dalla postazione lignanese. Il personale sanitario ha appurato che il ferito aveva riportato una lacerazione, il fendente non aveva coinvolto fortunatamente organi importanti, in ogni caso è stato trattenuto in osservazione. Sulla dinamica dell'accoltellamento gli accertamenti sono ancora in corso e sono andati avanti per tutto il pomeriggio da parte della polizia locale proprio per trovare i motivi che hanno portato il giovane ad aggredire il patrigno. Da capire se si è trattato di uno scatto d'ira sfociato in questo atto di violenza con un gesto incontrollato o se è l'epilogo di una situazione familiare che piano piano è degenerata sino all'episodio odierno. A quanto pare le 3 persone avevano raggiunto Lignano per visitare il Biker Fest. Ora spetterà alla Procura della Repubblica di Udine, sulla scorta degli elementi forniti dalla locale, verificare se sono configurabili dei reati nei confronti dell'aggressore. Proseguono le indagini a 24 ore dal tragico incidente che ha coinvolto un ultraleggero e che è costato la vita al 40enne di Porcia Mauro Caporale, morto carbonizzato dopo che il velivolo è precipitato a Casali Loreto fra Sedegliano e Codroipo. Quel che resta del mezzo è sotto sequestro e si trova ancora sul posto vigilato dai carabinieri della stazione di Codroipo, titolari dell'attività investigativa in coordinamento con la Procura della Repubblica di Udine, che potrebbe disporre l'autopsia sul corpo di Caporale. Il mezzo era condotto dal compaesano della vittima, il 62enne Marco Vivan, che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova nel reparto ustionati. La prognosi rimane riservata. C'è stato un incidente stradale la scorsa notte lungo l'autostrada A28 nel tratto tra Porcia e Fontanafredda in direzione Conegliano. Una Ford Focus, dopo essere uscita di strada, si è cappottata. Le cause sono al vaglio della Polstrada di Pordenone, che è intervenuta per i rilievi. Il conducente è stato trasferito all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Le sue condizioni sono serie. L'Università del Friuli ha sbagliato la pianificazione del personale sanitario. In queste ultime settimane la sinistra parla spesso dei problemi della sanità regionale udinese. Peccato che quando alla guida della regione c'era l'onorevole Serracchiani non abbiamo potuto né leggere né ascoltare un allarmismo così solerte. Così ha detto il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha aggiunto: le eccellenze che caratterizzano ancora il Santa Maria della Misericordia, fiore all'occhiello della nostra sanità e non solo, sono ancora patrimonio di tutti noi, ma esistono anche alcune preoccupanti criticità che si sono evidenziate in modo drammatico durante la pandemia. E riguardo a quale sia il problema più grave della nostra sanità, Fontanini dice la mancanza di personale. Di conseguenza i medici, infermieri, operatori sanitari che attualmente lavorano sono stanchi e stressati e purtroppo è un problema di non facile soluzione. Il personale non si crea da un giorno all'altro, c'è bisogno di un percorso di anni di studio e specializzazione. Altra questione questa che ha ostacolato gli studenti e favorito le fughe all'estero. C'è più di qualcuno che dovrebbe esprimere un umile pubblico mea culpa, dice ancora Fontanini, per non aver avuto l'intelligenza e il coraggio di fare quello che andava fatto in una società come la nostra, fortemente caratterizzata dal calo demografico e dall'invecchiamento della popolazione. La situazione Covid in regione, con oggi 3.118 test e tamponi eseguiti che hanno portato a riscontrare 223 nuove positività. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, resta fermo, un dato che resta fermo a una unità, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 109. Sala Modotti ospita fino al 19 giugno una mostra di Marcello Di Tommaso dedicata ai versetti scritti da Pretoni Beline. Vivere, una delle tante riflessioni di Pretoni Beline tratto dal suo Coelet Furlan, che ha ispirato le opere di Marcello Di Tommaso, esposte in Sala Modotti a Udine fino al 19 giugno.
L'autore rilegge i versetti di Pretoni e li rielabora con velature dai colori del pessimismo e le cromie delle delusioni. L'esposizione, programmata per il 2020 e rimandata più volte a causa della pandemia, oggi assume un doppio significato ed è anche un omaggio all'artista scomparso recentemente. E sono dei quadri molto forti, molto intensi, con anche delle coloriture molto efficaci. Sono astratti, però si vedono le immagini, sono descrittivi dei testi di Pretoni. Allora si unisce l'abilità dell'artista Marcello Di Tommaso con i testi di Pretoni, che sono qualcosa di straordinariamente efficace, perché sono scritti in lingua friulana. Al via domani alla Tisana i lavori per rifare il look alla passeggiata sull'argine del tagliamento, un investimento che porterà anche ad interventi per la messa in sicurezza del corso d'acqua e anche a interventi sulla pista ciclabile che collega a Lignano. I lavori dureranno circa un mese e sono il primo intervento infrastrutturale dopo la realizzazione della passeggiata e la rinnoveranno completamente, per cui i latisanesi avranno nuovamente in consegna questa struttura che verrà riconsegnata come fu costruita. È un primo lotto che riguarda il muretto, tutta la parte sotto, la stuccatura. E la passeggiata aveva bisogno di essere così ristrutturata come tante altre cose che stiamo facendo in questi mesi, e l'intervento è un intervento importante perché la passeggiata è lunga 680 metri. Subito finita l'estate procederemo con il finanziamento che prenderemo dal fondo di riserva o dal bilancio, completeremo anche la pulizia tutta completa e contiamo per la fine di quest'anno di aver eseguito il lavoro che poi rimarrà anche per gli anni futuri. Si è chiusa da un pezzo la 2 giorni di incontri tra i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Locale d'Avanzo e quelli dell'Istituto Comprensivo di Castagneto in provincia di Brescia. L'iniziativa che rientra nell'ambito di un gemellaggio tra le due realtà poste in relazione da fatti storici risalenti alla resistenza partigiana. Venerdì gli studenti hanno dialogato con Luciano Martini sui documenti della Carnia Libera e la sera hanno assistito alla proiezione del documentario Carnia 1944. Un'estate di libertà di Marco Rossitti. E poi ieri l'escursione a Cimacorso per poi raggiungere Nemboluzza, campo partigiano durante la lotta di liberazione. Lì la guida Mido Martini si è raccontato i fatti storici riconducibili a quel periodo e diversi aneddoti. Andiamo a Marano, dove ieri è stata presentata la 19ª tappa del Giro d'Italia, che partirà proprio da Marano Lagunare venerdì per raggiungere Castelmonte. Enzo Cagnero ha accolto autorità, volti noti della politica ma anche dello sport, e tutti hanno sottolineato l'importanza della manifestazione per l'intera regione. Fino a quando c'è passione si fa, poi quando non ce la faremo più smetteremo, ma comunque indubbiamente è un giro molto complicato. Se penso a quando ho iniziato rispetto ad oggi c'è un abisso, ma però insomma questa è la vita, è molto bello. Oggi c'è stata una gran bella tappa e speriamo che anche la nostra, collocata così com'è, possa portare del beneficio non solo tecnico ma anche turistico, perché qui c'è grande entusiasmo. E per Marano Lagunare ospitare la partenza del Giro d'Italia per un comune piccolo come il nostro è un qualcosa di unico, nella storia recente non si ricorda qualcosa del genere. Questo è uno dei giorni più belli da quando sono sindaco di Marano Lagunare. Il Giro d'Italia ormai rappresenta un qualcosa di irrinunciabile, l'aspettiamo ogni anno. Insomma, io voglio ringraziare il patron, il nostro Enzo Cagnero, per la dedizione che ci mette ormai da tanti anni per far sì che Regione Friuli Venezia Giulia e Giro d'Italia siano un tutt'uno. E insomma, godiamoci questa importante tappa che ci vedrà presenti a Marano, Lagunare, Castelmonte. Avremo la possibilità di vedere un po' tante zone e di far vedere soprattutto tante zone del nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia. Significa moltissimo per il paese, perché sarà visto, sarà osservato, sarà gustato dal punto di vista anche enogastronomico da tantissime persone saranno in video, per cui noi siamo assolutamente contenti di quello che succederà a Marano. Soprattutto ho visto una Marano vestita a festa, con grande entusiasmo sul territorio, per cui ci fa ben sperare per il 27.
E a Marano appunto questa mattina si è svolta la corsa rosa con partenza da piazza Vittorio Emanuele, pedalata solidale organizzata dall'Interclub Giuliano Dal Forno, un evento per supportare la cura e l'assistenza di Stefano Marangone, malato di SLA, che si svolge ogni anno nel centro maranese. Quest'anno è stato abbinato ai festeggiamenti per la partenza della tappa del Giro d'Italia, una pedalata patrocinata dal Comune che ha donato le maglie rosa a tutti i partecipanti per aumentare appunto l'effetto già delle luminarie e degli addobbi rosa in vista della giornata di venerdì. C'era anche Ariedo Braida alla serata appunto di presentazione del Giro, ha parlato dell'Udinese definendola davvero forte, dicendo che può esserlo ancora di più il prossimo anno. Forte l'Udinese, forte. Io l'ho vista in più riprese, forte davanti, forte centrocampo, difesa è strutturata molto bene. A me piace molto, è una squadra competitiva che potrà fare ancora meglio, dipende da chi rimarrà o chi se ne andrà, ancora meglio il prossimo anno. A volte il traguardo del 10°, del 9°, del 11° sono lì magari a 2-3 punti, ti va bene una partita o male, cioè la differenza è minima, conta molto l'impegno, la costanza, la dedizione, la volontà, la voglia con la quale i giocatori chiedono di arrivare a quel traguardo. È fondamentale questo. Ma Deulofeu è un ex barcellonista, quindi lui ha delle grandi qualità, è un giocatore importante nel calcio moderno oggi perché nell'1 contro 1 è bravissimo e quindi oggi sono indispensabili questi giocatori. Lui ha queste qualità e avere un giocatore come lui, a mio avviso, non bisogna perderlo. Ed è tutto, vi lascio a Sport FVG, grazie per averci seguito e buona serata.